68 Manuel Mire, con il numero 1 Filippo Fongaro. Amici della Pallina Vulcanizzata, ben collegati in diretta con il Palalido di Valdagno. Dunque ripartiamo da dove avevamo interrotto il lontano 25 gennaio del 2020, giornata numero 2 del massimo campionato di hockey pista, derby numero 78 tra il Hockey Club Valdagno e Lubrocker Bassano Hockey 54. Prima di parlare di hockey, perdonatemi, un doveroso pensiero a tutte quelle che sono state le vittime e i caduti sul campo dell'onore facendo il proprio dovere. Mi riferisco a medici, infermieri, operatori sanitari, volontari, forze dell'ordine e tutte queste persone la nostra personale vicinanza, a chi è anche ora in questo momento in prima linea per vincere una guerra che stiamo tutti combattendo. Noi ci impegniamo da qui alla Camera Roberto Bauce, la voce è quella di Domenico Tomba per Studio7hd.com. Vi dicevamo il derby è il numero 78, Bassano è il nuovo sponsor, una formazione che arriva dalla prima vittoria in casa col Breganze, vincente anche il Valdagno 4-3 sul Montebello, quindi entrambe in questo momento in testa alla classifica provvisoria. La partita è la numero 78, come ci ricorda il buon Tomaino, grazie anche a lui per tutte quelle che sono le statistiche. Andiamo subito a vedere quelle che sono le formazioni in campo, cominciando naturalmente dagli ospiti. Lubrocker Bassano con il capitano, il numero 2 Samuel Amato, il 5 Paul Galbas, il 7 Mattia Baggio, il 14 Elia Canesso, il 15 è Mattia Milani, il 21 Sergione Festa, il 23 Mark Coi, il 28 Davide Pertegato, l'11 è Bertuzzo Cesar Camiglio, il 74 è Pablo Cancela, l'allenatore, l'Highlander del nostro hockey Roberto Crudeli. Risponde all'altra parte l'Hockey Club Valdagno, il numero 10 il portiere Bruno Sgaria, il numero 3 Andrea Brendolini, il 7 il vice capitano e neopapà di Vita, quindi gli auguri a lui da parte nostra, a mamma Ceci, a papà Tonci e la piccola Vita appena arrivata qui Fiocco Rosa a Valdagno. Il numero 8 il ritorno del figlio il prodigo qui Davidone Piroli, il 21 Ale Burtini, il 22 Andrea Centeno, il 29 il capitano Mattia Cocco, il 77 il delantero del San Juan, il Chico della Sierra Mati Emanuel Sigliero, il numero 88 un altro sanjuanino Doc, anche lui debutto in casa per Manuel Mir, il numero 1 Pippo Fongaro, l'allenatore Diego Edgardo Mir Garcia, gli arbitri sono i signori Joseph Silecchia di Giovinazzo, Andrea Davoli di Modena e debutta al tavolo il signor Vischio. Tanto c'è già qualcosa che non era partito, probabilmente il cronometro. Andiamo un po' a vedere come si schiera il Bassano con la meglio formazione che può mettere in campo in questo momento Roberto Crudeli. Pertegato tra i pali, Coi e Amato lì dietro e davanti Paul Galbas e Pablo Cancela, due volponi d'area. Valdagno che risponde con Bruno Sgaria tra i pali a difendere la gabbia, il neopapà come abbiamo detto prima Tonci De Oro, Mattia Cocco, Ale Brendolin e Andrea Centeno. Ne approfitto anche per salutare l'amico Mario che mi ha augurato di vulcanizziamoci stasera, e anche Pietro Antonio, Alessandro, Valentina e Francesco che ci devono seguire da casa per motivi di salute. C'è qualche difficoltà, sembra tecnica, dicevamo un derby che ricorda fasti, ma non possiamo dire del passato. Vediamo anche gli ex, perché Davide Pertegato è appunto un ex che gioca dall'altra parte come Sergione Festa, e anche Samuel Amato. A Valdagno c'è l'ex che è Davide Piroli. Vediamo un po', tutto pronto per ricominciare. La palla è per Samuel Amato, quindi Mark Coi che è stato protagonista della vittoria contro Breganze
in quel di Bassano del Grappa, quindi un Bassano che arriva a punteggio pieno dopo una partita qui a Valdagno. Ci prova subito Amato dalla distanza, palla che rimbalza dietro la porta, fa ripartire proprio il Tonci De Oro, ci prova subito, gli risponde zampatona lì di Davide Pertegato, che stasera è chiamato a difendere la porta del Bassano da ex qui al Palalido. Mattia Cocco ha provato Cocco dal lato sinistro della porta difesa da Pertegato. Mattia Cocco è stato protagonista anche del derby contro il Montebello. Valdagno che è riuscita a portare a casa i 3 punti grazie ad un 4-3. Qui attenzione, va giù Amato, scusate, va giù Brendolin, lo aggancia Amato e non ci pensa un attimo Andrea Davoli, gli sventola il cartellino blu, dovrà andare in panca puniti. Si prende anche un po' di parole dal buon Crudeli. Dunque segniamo subito questo importante momento del match. 1 minuto e 1 secondo trascorso, siamo ai 23:59 da quando dice il cronometro, che ha sotto il nuovo logo valdagnese, l'Hockey Club Valdagno, appunto società che è subentrata alla precedente Hockey Valdagno 1938. Si incarica del tiro proprio Capitan Cocco. Una cosa che non manca a Valdagno nonostante il poco pubblico è il supporto della curva e delle brigate. Tutto pronto, Cocco contro Pertegato, parte Mattia Cocco, vediamo un po', gliela stoppa lì Pertegato, bella, e anche sulla ripartenza riparte Paul Galbas dall'altra parte per Pablo Cancela. Marcoi, ci saranno adesso 2 minuti di superiorità per la formazione di casa. Vedremo come saprà sfruttarla la squadra di Mira. Attenzione, Galbas si può liberare, deve uscire un paio di metri fuori dalla sua porta. Sgaria, liberato al tiro nonostante l'inferiorità numerica. La partita ovviamente la dovrà fare la formazione di casa, perché sicuramente Bassano giocherà almeno in questo inizio gara un po' più coperto. Vediamo un po' Mattia Cocco per Centeno col Tonci. Gaston De Oro ci prova da fuori, ci prova Cocco, gli risponde da par suo Pertegato. Ancora Valdagno cerca di andare lì a girare. Mattia Cocco, sono ben chiusi dietro Cancela, Coi e Paul Galbas. Ancora Valdagno, c'è sempre questo giro 4 contro 3. Il tentativo di scarico per Tonci arriva debole, la conclusione dalle parti di Pertegato. Ne approfittiamo anche per salutare mamma Emilia che ci segue, anzi ormai nonna Emilia, attenzione, qui ci segue in diretta da San Juan. Ancora Brendolin a manovrare sempre per il Tonci, lo ferma Coi, il robusto difensore spagnolo. Anche un Coi che arriva da squadre tipo Liceo, Reus e Benfica. Ancora Centeno, chiude bene il palo lì sul ribattino. Riparte nel frattempo Sergio Festa, il Materano, alla corte di Crudeli. Ancora Coi, trova spazio Coi, la bomba deviata alta, vediamo un po'. C'è Joseph Silecchia a richiamare la posizione, si intende con Davoli. 21:38, partita che è appena iniziata su buoni ritmi. Formazioni ancora sullo 0-0. Pablo Cancela scarica ancora per Coi. Fiondata bassa di Marc Coi, lo spagnolo. C'è Bruno Sgari a fare buona guardia della gabbia valdagnese.
Ancora il Tonci. Tonci scambia con Brandolin, marca pressa alto, difende a rombo Bassano. Con Coi che pressa alto, lì il portatore di palla. Ancora Andrés Centeno, il portoghese con passaporto angolano, il capitano della formazione angolana, recente vincitore della Coppa d'Africa. Attenzione ancora il Tonci, prova ad andare dentro. Cocco che tiene palla, poi ancora Brandolin. Nessun cambio per Valdagno, mentre Crudeli ha rimesso dentro Festa. Attenzione, c'è un 3 contro 1, inferiorità numerica ancora lì, riesce a rientrare il Tonci proprio su Pablo Cancela, che ha esitato un attimo, non è riuscito a colpire di prima, la pallina era arrivata appena dopo il palo lì. Valdagno che adesso riconquista palla, c'è il Tonci, prova a metterla lì, la domestica senza problemi per Tegato. Cancela per vie centrali, la botta sempre centrale, la risposta di Sgaria, pallina fuori. Buoni ritmi, migliore occasione finora per Bassano, che ha avuto almeno un paio di opportunità. Dicevamo prima, quello che non manca, nonostante il pubblico sia quello che è per le misure indispensabili anti-Covid, quello che non manca è sempre il supporto delle brigate che con un comunicato hanno ulteriormente garantito il loro supporto alla squadra anche in questa stagione, cosa che non hanno fatto altri gruppi, perciò la curva, nonostante il distanziamento, cerca di farsi sentire. C'è intanto il primo fallo di squadra fischiato a Valdagno. Sergio Festa sulla pallina. Festa ci prova ancora, Coi prende il gambale di qualcuno, non abbiamo capito bene. Fortunatamente protetto. Ancora Sgaria che prova ad andare a intercettare la palla di Festa, ma lì ci sono lunghe leve. Marco Coi prova ad accentrarsi per il tiro. Centeno ruba palla, poi non riesce a servire Brandolin. Fischia Silecchia, palla bianco-azzurra. Valdagno stasera con la divisa classica bianco-azzurra, Bassano naturalmente giallo-rossa, loro casacca tradizionale. Brandolin retroporta a cercare supporto su Tonci, attenzione, c'era liberato bene il Tonci, poi prova a toccargliela piano, gli risponde Pertegato, un po' di confusione lì in difesa adesso con Coi che si appoggia proprio a Pertegato. Se ne sono andati i primi 6 minuti di questo buon primo tempo. Bassano che riparte, ci prova lì, gran palla per Festa, gran assist dentro per Sergio Festa, gli dice di no Bruno Sgaria. Altro tentativo di Coi murato dal Tonci, dal Papi, sicuramente con la Ceci e Vita a tifare per lui stasera. Mattia Cocco, tanto in campo l'ex di turno, il numero 8 Davide Piroli. Ora Piroli per Centeno, prova ad allargare il gioco Centeno, poi torna sui passi, scivola Coi. Ancora Piroli, finta di tiro, quasi un po' convulsa qui, poi trova lo spiraglio, trova il buco lì, proprio il neopapà. Gol del Tonci. Valdagno avanti, gliel'ha toccata piano tra palo e portiere, una mezza finta per allargare. Valdagno che la sblocca, 17:57. C'è il gol del Tonci. E come è stato in quel di Montebello, anche qui è riuscito a trovare la via del gol. Attenzione, subito Bassano, l'incredibile cosa si mangia Cancela. Porta vuota, bastava neanche toccarla, bastava sfiorarla sta pallina. Abbiamo Piroli in ripartenza.
Quindi Valdagno che per ora ha sbloccato il risultato. Valdagno avanti 1-0. Il gol del Tonci. Va giù Piroli, fallo di squadra. E Marcoi non te la manda certo a dire. Ancora Centeno, il motorino valdagnese qui. Siamo ancora Davide Piroli, prova ad accelerare. Riesce, Marc Coi era scivolato nel tentativo di soffiare palla a Piroli. Non riesce il passaggio filtrante poi proprio per Cancela. Samuel Amato ancora al posto di Festa. E anche Paul Galbas ancora a manovrare con il numero 5. Galbas ancora Coi per Cancela. Un Cancela che è sicuramente uno degli elementi più, scusate, era per Galbas il passaggio. Cancela al centro dell'area. Deve andare al tiro Bassano. Scadono i 45 secondi. Time out Valdagno. Un Valdagno che è avanti 1-0, 16:32 da giocare. Partita finora giocata su buoni ritmi, le migliori occasioni le ha avute a mio parere la formazione di Crudeli, che però è stata trafitta da un'invenzione di Tonci De Oro, un Bassano che ha anche saputo giocare 2 minuti in superiorità senza subire gol. Il conto dei falli di squadra è 1-1. Derby sicuramente finora estremamente equilibrato, con Diego Mir e adesso Roberto Crudeli entrambi a dare istruzioni ai propri uomini di movimento. Noi speriamo naturalmente che tutte le immagini e la nostra voce vi arrivino bene, perché ci rendiamo perfettamente conto che, date le difficoltà fisiche e tecniche a seguire dal vivo qui le squadre, è un'ottima opportunità poter sfruttare qui un po' di tecnologia. Bassano che rientra con Cancela, Coi, Amato e Galbas, pertegato tra i pali. Valdagno che risponde con Cocco e Centeno davanti. Il neoentrato è il delantero del San Juan, Mati Sillero. Anche lui il ragazzino argentino, appena arrivato, è arrivato da poco a Valdagno, è fermo da 6 mesi, quindi non ci si aspetta certamente chissà cosa dal classe 1999. Tuttavia è uno di quegli acquisti valdagnesi che possiamo definire prospect, e vedremo un po' come se la saprà cavare. In Argentina se l'è saputa cavare molto bene. Subisce, attenzione, ha subito un colpo Sillero. Non ho visto esattamente chi sia stato a colpirlo, l'ha colpito alla gola, vediamo un po'. E a terra il numero 77 del Valdagno, Mattias Emanuel Sillero Candanedo. Forza Matti. Il ruolo in Argentina nelle statistiche, delantero che sta un po' per playmaker, giocatore che porta avanti la palla, e va bene così. Il Chico de San Juan, ragazzo della Sierra, mentre Mir è argentino anche lui, ma è di Buenos Aires. Primo anno per lui sulla panchina di Valdagno. L'avremo poi nell'intervista di fine partita. Cocco che travolge Coi. C'era un mezzo blocco, ancora Cocco dall'altra parte, ma sempre Coi davanti, poi va giù. Si prende un cartellino blu da parte di Joseph Silecchia, toccato da dietro sull'appoggio Mattia Cocco,
che stava provando ad andare verso la porta difesa da Pertegato. Quindi un'altra opportunità. Vediamo chi si incarica del tiro. Vediamo un po' il Mattias. Un'opportunità per Matti Sigliero, vediamo un po'. Valdagno che ricordiamo in questo derby è avanti per ora 1-0 grazie al gol a 17:57 del Tonci. Noi abbiamo solo il tempo a scalare, naturalmente tutto pronto, vediamo un po'. Sigliero contro Pertegato. Pronto a partire, può partire Matti Sigliero, vediamo un po'. Gliela mette lì! Gol incredibile! Debutto con il gol per Mattia Sigliero, il delantero del San Juan, il nostro Cico, classe 1999, la mette subito. Valdagno che raddoppia. Valdagno che raddoppia, gancio e controgancio, una cosa facile, pallina nel 7. Quindi a 15:15 alla fine di questo primo tempo, dopo 10 minuti il gol di Sigliero su punizione di prima. Parità naturalmente adesso ristabilita in virtù del gol. Ancora Sigliero subisce un altro colpo sulla mano. Un po' tartassato il ragazzino qui, che però ha saputo colpire sulla punizione. Ancora Cocco. Adesso naturalmente i ruoli si andranno ad invertire per quello che riguarda il gioco e la partita la dovrà fare un po' di più Bassano, che è sotto di 2 gol. Sotto i 2 gol dopo 10 minuti è naturalmente nell'hockey semplicemente una statistica. Ancora festa a largo per Samuel Amato, che poi la butta un po' via, riprende palla Sigliero, vediamo un po'. Riparte a una mano ancora Sigliero. Gol al debutto per lui sulla pista di casa, il parquet del Palalido di Valdagno. Andres Centeno scarica da retroporta, gestisce per Cocco, ancora dentro Piroli, deve andare a retroporta anche lui, sempre Cocco lì, prova l'alza e schiaccia, chiude bene l'angolo, il suo palo Davide Pertegato. Samuel Amato per far ripartire Bassano, cancella a chiamare il gioco, chiama dentro, è entrato anche per Bassano, mi sembra Mattia Milani, il numero 15, proprio lui. La botta di Amato trova la risposta di Piroli, intanto al cancelletto per Valdagno un altro giovanissimo. E il figlio di Diego è Manuel Mir, classe 2003 ragazzi, qui è 17enne. Non ha paura di confrontarsi con i più grandi, porterà anche buona linfa. C'è Piroli intanto che prova la conclusione un po' larga sulla destra di Pertegato, porterà anche buona linfa alle giovanili valdagnesi. Subito dall'altra parte cancella Moll. C'è il fallo di squadra, fischiato per il fallo su Cancella. Festa a gestire la pallina il Materano, la scuola materana. Ancora Cancella, prova a liberarsi, non trova murato il suo tiro, riparte Valdagno. Cancella riconquista palla, un Pablo Cancella a tutto campo, è uno che quando era Follonica praticamente Follonica sono io, ancora lui, numero 74, Pablo Cancella, scambia con Samuel Amato. Samuel Amato si accentra, attenzione, c'è il tentativo di Festa e ancora a dire di no Bruno Sgaria. Tanto c'è dentro Manuel Mir con
Mir, adesso Valdagno che gioca con due ragazzini praticamente. Manuel Mir che deve vedersela con Sergio Festa. Mir e Sigliero, Piroli davanti. Vediamo un po'. Amato prova a caricarla, palla che resta in campo sulla balaustra, va via Piroli, molto bene qui a liberarsi sulla balaustra. Centeno lo scambio proprio con Piroli, deve filare retroporta Davide, numero 8 della formazione di casa. 8-88, una vecchia coppia, una coppia di lusso che era qui a Valdagno una volta, erano Tatarani e Raed. Qui non riesce l'assist di Samuel Amato per Cancella, leggermente arretrato il passaggio del Mendonsino. Chiama il tempo per Tegato, 3 secondi da giocare. La mette fuori Cancella. Time out chiamato da Bassano. C'è Crudeli che ha chiesto spiegazioni al signor Davoli. 10:49 da giocare in questo primo tempo. Valdagno 2, Bassano 0. I gol di Tonci De Oro e Matti Sigliero. Sono contento di aver commentato la prima rete del ragazzino argentino sul parquet di casa. Indubbiamente dall'altra parte le età sono differenti, perché Coi è un 87, Cancella un 88. C'è molta più, chiamiamola, esperienza in questo momento in campo da parte del Bassano. In compenso dall'altra c'è Mattia Milani ad abbassare la media. Si ricomincia per Tegato tra i pali. Milani, Cancella, Coi, Festa, e dall'altra parte Valdagno con Sigliero, Mir Manuel naturalmente, perché Diego è in panchina. Centeno e Tonci De Oro che è rientrato in campo, l'autore della prima rete valdagnese. Si lecchia a spiegare qualcosa a Pablo Cancella, un po' nervoso, numero 74 bassanese. Diciamo, nonostante il pubblico sia, non possiamo dire un grande assente, ma comunque qualcosa che non c'è. Si fanno sentire i sostenitori valdagnesi sia in curva che in tribuna. Certo che anch'io sento la mia voce in maniera molto più chiara e nitida. Senza tutto... Attenzione, Coi che va giù. Tutto regolare, riparte Mir. Ancora Tonci in accelerazione. Tonci De Oro trova la stecca. Attenzione lì, ancora De Oro scatenato il numero 7 valdagnese. Evidente la paternità gli fa bene. Attenzione, Centeno ancora per De Oro. Adesso comincia ovviamente a marcare più alto Bassano. Scadono i 5 secondi. Deve battere palla in movimento. E pallina in zona d'attacco non si può battere dove si vuole, quindi altra richiesta time out per Valdagno. Cominciano gli ultimi 10 minuti, è passato un quarto d'ora dall'inizio della partita. Bassano che adesso sta premendo di più e marcando di più. Pallina alta. Time out chiesto da Diego Mir, anche lui classe 73 di Buenos Aires. Primo anno a Valdagno, arriva dal Breganze. Vi ribadiamo il risultato qui al Palalido. Valdagno avanti 2-0 in questo 78esimo derby tra Valdagno e Bassano. Hockey Club Y Sport Valdagno e U-Broker Bassano Hockey 54 dall'altra parte. Naturalmente il time out era di soli 30 secondi, time out tecnico.
anche perché bisognerà prendere adesso sicuramente qualche contromisura. Lascia dentro, ha coraggio Diego a lasciare lì i due, non possiamo chiamarli ragazzini, ma chiaramente Manuel Mir è un 2003, c'è lì Cancella, non gli fa certo i complimenti. Ancora Manuel Mir, veloce scambio, ancora Centeno, prova lui, largo per Tonci De Oro. Diciamo è un Valdagno che adesso dovrà guardarsi dall'aumento di ritmo che proverà a mettere Bassano per andare a recuperare i gol. Vediamo un po', ancora 15 secondi da giocare per Valdagno. André Centeno chiama palla largo proprio il San Juanino qui. Tonci De Oro prova la botta dentro, lo fermano Cancella e Coi non lancia il contropiede. Cancella vuole ragionare la formazione di Crudeli. Festa nel ruolo di playmaker e potenziale fromboliere. Coi botta dalla distanza, ripartono 2 contro 1, vediamo un po', la mette lì, ci prova Matti Sier, aveva avuto una gran pallina, poi chiama una palla a 2 lì, Salomonica Silecchia alza il braccio, chiama il cambio, ha subito un colpo Mattias Sigliero. Bello l'assist dentro, palla a 2, siamo già nuovamente in diretta. Mattia Milani a chiamare Marc Coi. Marc Coi Grau. Spagnolo in forza al Bassano. Ora Mattia Milani, il numero 15. Anche Crudeli gioca con i giovani. Pablo Cancella, un po' di confusione lì in area adesso. Mucchio selvaggio nell'area valdagnese. Mattia Milani scambia con Festa, chiama i secondi, la butta via Festa, riparte Manuel Mir. Valdagno con Cocco, attenzione qui, passiamo alla metà campo con Centeno per il Tonci. Ancora Cocco, pressa molto più alto adesso ovviamente Bassano, prende qualche rischio in più sulle marcature perché sull'1 contro 1 poi c'è questa difficoltà. Parte il Tonci, vediamo, non trova lo spazio, la mette lì la traversa, a dire di no, Mattia Cocco ha postato libero lì, dimenticanza giallo-rossa in difesa, era lì da solo Cocco a servire palla, adesso anche qui dalla sottomisura ci ha provato Pablo Cancella. Bella partita, buoni ritmi ancora, anche perché adesso Bassano dovrà accelerare, mentre è tutto nell'interesse di Valdagno giocare con più calma, non certo per difendere il 2-0 ma per abbassare un po' il ritmo. Attenzione Centeno, il patino di Pertegato a dirgli di no, pallina che era comunque fuori bersaglio. Marc Coi riesce ad accentrarsi, finta il tiro battuto, scarica su Festa. Sergio Festa. Vediamo un po', fallo di squadra. Centeno su Festa. C'è il cambio, fuori Festa, dentro Samu Amato. Al fischio, tutto da rifare, secondo Andrea Davoli. Il modenese questa sera a fischiare assieme al primo arbitro di Giovinazzo, Joseph Silecchia. Ancora Milani prova ad accentrarsi, altro fallo di squadra, attenzione perché si sta un po' caricando di falli la formazione di casa. Quinto fallo, 5-1 la situazione, uno solo fischiato a Bassano. Marc Coi si libera per il tiro, ma scarica invece su Milani, ancora Amato. Samuel Amato la mette dentro per Cancella, prova una mano. Manuel Mir senza paura va a cercare di contrastarlo. Ancora Amato col guantone alto lì, Bruno Sgaria.
Ancora Cancela, palla imprecisa qui. Ancora a trovare la pallina Bruno Sgaria al limite del regolamento. Ancora Centeno, fuori Manuel Mir, che si è ben comportato nel suo minutaggio. Rientra Andrea Brendolin, vediamo se trova la sua castagna vincente. Andrea Brendolin, secondo anno per lui qui a Valdagno, riconfermato in questo Hockey Club Valdagno, Y Sport. Andiamo per vie centrali, ci prova, non può andare in mezzo a tre naturalmente il Tonci, anche perché lì se ti chiudono Amato e Coi la vedo dura. Ancora Centeno, c'è una deviazione, una palla che va bassa sull'angolo lì, ci riprova il Tonci, riparte Bassano. Cancela, cerca la botta Cancela, la stoppa Centeno, che poi fa ripartire i suoi. Bene qui in difesa la formazione di Mir, con gli applausi della tribuna. Applausi a scena aperta per la formazione di casa. 4:45 alla fine di questo primo tempo. Valdagno 2, Bassano 0. I gol di Tonci De Oro e Matti Sigliero. Sono Brendolin, prova a rimetterla lì, c'è il Tonci, tunnel su Amato, del numero 7 valdagnese. Poi in seconda battuta rimedia la difesa giallorossa. Crudeli fuori i ragazzini, dentro Paul Galbas, che è un 93, non è neanche lui un anziano, ma sicuramente un po' più di esperienza. Galbas che arriva da Monza. Lo commentava Paolo Virdi, un'occasione per salutare anche lui. Ciao Paolo. Bassano adesso proprio con Galbas. C'è il fallo di squadra, sesto fallo, attenzione. Sesto fallo fischiato a Valdagno. C'è il Tonci a terra, vediamo un po'. Pronto a rientrare in pista Davide Piroli. Attenzione, in pista anche il massaggiatore Andrea Bellon. Sembra un problema al ginocchio sinistro per Tonci De Oro, ricordiamo autore della prima rete. Anche i sanitari in campo esce dal campo con le sue gambe. Tranquilla Emilia, tutto a posto. Per tranquillizzare i sanguanini che ci seguono in diretta. 3:48 alla fine di questo primo tempo. Valdagno un po' carico di falli, 6 fischiati alla formazione di Diego Mir. Sapete che al 10° c'è il bonus del punizione di prima. 3:40 da giocare. Amato ancora per Coi. Valdagno che deve giocarsi a uomo questi ultimi minuti. Ci prova Coi, recupera palla proprio Piroli, Brendolin, anzi proprio lui, Brendolin. Andrea Brendolin lo stoppa Amato. Dall'altra parte c'è subito Centeno. Buona circolazione di palla valdagnese, altrettanto buona bisogna dire quella della formazione giallorossa. Due squadre che sanno gestire bene la pallina. C'è questo mezzo errore di Brendolin, ci pensa l'ultimo uomo proprio Piroli. Scadono i 5 secondi. 2:58, pressing ora a tutto campo del Bassano. La botta di Coi non trova lo specchio della porta, finisce nelle reti di protezione la bomba di Coi. Valdagno a ripartire.
Valdagno, dicevamo, ha fatto circolare bene pallina, ha trovato la rete grazie a un'invenzione di Tonci De Oro e poi una punizione di prima realizzata da Mattias Sigliero al suo primo gol qui a Valdagno. Gol e debutto quindi per il Mati. Debutto in casa, naturalmente, si era già giocato prima. Valdagno è debuttato come prima partita. Attenzione, palla che sfiora il palo alla destra di Pertegato, c'è un 3 contro 2. Coi, l'assist di Coi non va per Amato. Qui va giù ancora agganciato Cocco, si lamenta Mattia Cocco, tutto regolare, non c'è nemmeno fallo di squadra. E poi c'è il gol di Paul Galbas a 2-0-4. 2-0-4 ancora da giocare. Il gol di Galbas che riapre la partita. Lo spagnolo classe 93. E qui l'hockey è così, ti lamenti per un presunto fallo non fischiato, prendi il gol, partita che si riapre 2-1, non che fosse chiusa sul 2-0, evidentemente troppe poche le reti di vantaggio per squadre di questo livello. Subito il Tonci a provare a mettere alle spalle di Pertegato, ancora Brandolin fa tutto lui. Trova il Pertega a dirgli di no. Sono stati ex compagni di squadra. C'è fischiato adesso il secondo fallo, palla in movimento. Secondo fallo fischiato a Bassano. Fuori Brandolin, dentro Matti Sigliero per quest'ultimi 90 secondi del primo tempo. Eccolo qua, il delantero del San Juan, il numero 77, non ha paura con Cancela. Tentativo di Cocco, Pertegato a dire di no, 3 contro 2. C'è superiorità qui, c'è un controllo impreciso di Cancela, per buona sorte Valdagnese, pressing del Bassano che ha portato al gol comunque. Ancora Cancela, gli ruba palla a Piroli, vediamo un po'. Vede arrivare ancora il tentativo, l'assist dentro, l'ultimo passaggio manca. Attenzione a Coi, gli dice di no Mattia Cocco. Cominciato l'ultimo giro di lancette, intanto questo primo tempo. Valdagno 2, Bassano 1, gran bel derby sul parquet del Palalido di Valdagno. Ancora Coi, si libera grazie all'assistenza, poi vanno giù tutti e due. C'è il fallo di squadra, è fischiato a Bassano. Attenzione, protesta un po', si prende una ammonizione verbale, warning a Mark Coi che ha qualcosa da dire. Coi e Cocco. C'è Amato su Sigliero, quindi San Juan contro Mendoza. Vediamo un po', Valdagno che ultimi 25 secondi, vediamo se andrà all'ultimo tiro. Ha perso palla proprio Sigliero e pallina, perde palla proprio Matti Sigliero a centrocampo, la ripartenza, il gol, l'assist di Mark Coi. Il gol per Bassano, 20 secondi da giocare, tutto nuovamente in parità. Attenzione, qui si mangia, è brutto fallo, qui non si danno queste steccate. Pablo Cancela molto male, steccata assolutamente gratuita, brutto fallo, non le vorremmo vedere queste cose in pista. Steccata gratis sulla gamba di Pablo Cancela, proprio al numero 77
Valdagnese non punita da nessuno, non vista. Vediamo un po' ancora Galbas, prova a liberarsi. Ultimi secondi di questo primo tempo, ci prova Coi sulla sirena, palla fuori. Squadre che vanno a riposo sul 2-2 al gol di Tonci De Oro e Mati Sillero hanno risposto nel finale Paul Galbas e Pablo Cancela. Dunque questo derby si chiude sul 2-2, non vorremmo che si infiammassero un po' gli animi. È tutto per noi, a risentirci tra 15 minuti qui dal Palalido di Valdagno.
Ben ricollegati in diretta con il Palalido di Valdagno, derby numero 78. Valdagno e Bassano hanno chiuso il primo tempo sul 2-2. Hockey Club Y Sport Valdagno, U-Broker Hockey Bassano 54. Ai due gol valdagnesi Tonci e Sigliero hanno risposto Galbas e Cancela. Vediamo come ripartono intanto le due formazioni. Bassano con Davide Pertegato tra i pali, Paul Galbas, Mark Coy, Samuel Amato, Pablo Cancela. Dall'altra parte Valdagno, Bruno Sgaria e Mattia Cocco in possesso pali in questo momento. Tonci De Oro, Davide Piroli, Andrea Centeno con il numero 22. Manovra palla Valdagno. Vediamo come gestiranno adesso le due formazioni. L'incontro è ripartito in pratica in assoluta parità, anche se Valdagno è caricato di 6 falli di squadra perché è stata molto aggressiva la formazione giallo-rossa in fase offensiva. Vediamo un po', può ripartire ancora Bassano. Mark Coy cerca di liberarsi, gli dice di no Centeno. Amato largo per Galbas. Adesso Crudeli ha in campo la sua formazione tipo, direi la migliore che può schierare in questo frangente. È quella che ha cominciato il primo tempo. Valdagno adesso che va a contenere, prova per linee esterne la formazione ospite. Attenzione alla botta di Coy, sibila sulla destra del palo difeso da Bruno Sgaria. Ancora Valdagno, c'è il Tonci, ci prova Cocco, gli dice di no, è ben appostato Pertegato, 1 metro fuori dalla sua porta. Diciamo nel primo tempo formazioni che hanno dato dimostrazione di ottima gestione della pallina. Il pressing finale, c'è il fallo lì, il pressing finale di Bassano ha portato al colpito duro qui da un siluro di Coy. Colpito il capitano che accusa il colpo. Attenzione, va giù Piroli. Va giù Piroli, c'è fallo di squadra, quarto fallo Bassano. Toccato in ripartenza, non c'era la netta occasione da rete. Ancora Tonci. De Oro per Centeno. Un po' per linee centrali adesso la formazione di Mir. Dovrà inventarsi qualcosa Valdagno perché, attenzione, va giù, scadono i 5. Scivola Piroli. In questo Palalido semivuoto le voci degli allenatori si sentono piuttosto bene, anche perché sono gli unici che possono rimanere in piedi senza tenere la mascherina. Qualcuno mi fa notare qui, un saluto intanto anche a chi è in tribuna stampa insieme a me. Un ciao anche a Paolo Centomo che mi fa notare che forse è meglio vederlo semipieno, e sono d'accordo con lui di questi tempi. Vediamo il bicchiere più possibile mezzo pieno. Poi Galbas intanto riparte sulla balaustra, si ferma retroporta, non cerca l'alza e schiaccia, c'era forse l'opportunità. Stasera tra l'altro mi scuso con chi ci ascolta perché magari l'audio non è perfetto, devo utilizzare il classico gelatone, anche se la temperatura all'interno qui del Palalido è più che accettabile nonostante le misure anti-Covid. E quindi ho la mia classica cuffia, la distanza dal microfono ogni tanto cambia perché capita che magari gesticolo involontariamente. Tanto sempre Bassano a manovrare per vie centrali. Coy si allarga, Coy, c'è Cocco su di lui. Qua mi incasino, Cocco, Coy, c'è il fattore C. Qui spinge un po' troppo Coy, attenzione. Adesso deve dire si stanno confrontando un po' a muso duro qui.
Mark Coy e Tonci De Oro. Un Coy che ha già un warning. Attenzione. C'è anche da dire che in effetti in questo, chiamiamolo, volume di fondo basso si possono ascoltare, probabilmente arriveranno anche a voi. Qui spinge un po' Coy, non c'è il blocco però. Riparte Valdagno, vi dicevo si potranno sentire di più anche. Attenzione, palo interno per Piroli. Qui grandissima opportunità valdagnese. Occhio dall'altra parte perché palo interno, pallina che non entra per, attenzione, ruba palla qui proprio Centeno, cercava di andare via in mezzo a due. Davide Piroli, Pablo Cancella, retroporta, ancora Cancella, Amato si incasina un po' lì in area, si gira e si volta Samuele Amato ma non va. Sul tentativo di assist di Cancella. Mentre in pista adesso una delle figure carismatiche della formazione di casa. Ruolo ufficiale meccanico Carlo Danzo, per tutti il Mola ovviamente. Centeno a confabulare lì, Tonci, Centeno con Cocco. C'è la pista da asciugare, 20:36 da giocare. Valdagno 2, Bassano 2, 7 falli a carico di Valdagno, 4 a carico di Bassano. Può riprendere il gioco. Ok, giochiamo raga. Pallina in movimento, Andrea Centeno, riparte il cronometro. Centeno con Mattia Cocco. Qualche istante fa la sfortunata conclusione di Piroli che si stampa sul palo interno ma non entra. Ancora Tonci, ci prova basso, è bravo lì con la stecca Pertegato, Cancella, tutto chiuso in difesa. Meglio che si chiude a difesa della gabbia. Per terra Mark Coy, occhio che qua si sta un po' scaldando la situazione. Riparte Centeno in velocità, Mattia Cocco ci ha provato lì, si fa trovare pronto ancora Davide Pertegato. Attenzione, Cancella dall'altra parte, Amato prova la botta, a domestica Sgaria, ancora Piroli, si chiude lì Milani davanti a lui. Cambio quindi nella formazione di Roberto Crudeli. Ribadiamo 19-25, 2-2 tra Valdagno e Bassano. Valdagno da manovrare con Tonci De Oro, ritmi un po' calati adesso in questo inizio di secondo tempo. Squadre che ragionano molto di più. Nessuno vuole scoprirsi troppo. Ci prova Coy. Sempre con la sua botta, 2 contro 2, Tonci De Oro che si allarga, poi deve tornare sui suoi passi, scarica su Mattia Cocco, ancora Cocco, carica il tiro, trova Pertegato, c'è Milani dall'altra parte in ripartenza, Valdagno che manca Centeno, attenzione lì, ci ha provato Mattia Milani, ancora Centeno, riconquista palla. Con calma va retroporta a ragionare per Mattia Cocco. Qui sembra che ne manchino 5 di minuti alla fine, invece sono 18:30. Ancora Brendolin. Brendolin scarica su Mattia Cocco che approfitta del rimbalzo, poi mette lì non gli riesce il tiro come si deve Piroli.
non trova il tempo per colpire al volo. Coi cancella e Milani, Mark Coi che va giù. Vediamo un po', c'è Coi a terra. Cocco che vanno a spiegarsi i due, clima che ovviamente è da derby, si sta un po' riscaldando l'atmosfera, vediamo un po' cosa nei prossimi 18 minuti cosa dobbiamo aspettarci. Pablo Cancela, c'è Brandolin che ha qualcosa da dire proprio a Cancela. Mark Coi in ripartenza. Cartellino blu per Mark Coi che è un po' esagerato stavolta, aveva già un warning, diciamo che intervento magari un warning, ma secondo warning è blu per Cancela, scusate, per Mark Coi, lo spagnolo classe 87. Vediamo un po'. Ottavo fallo a carico di Valdagno. Tutto pronto, Brandolin contro Pertegato, sono stati compagni di squadra in quel di Tiene. Vediamo un po'. Tutto pronto, fa segno che si può partire Silecchia, la mette fuori Brandolin, poi ci riprova, non va. A vuoto il tentativo di trasformazione diretta da parte di Andrea Brandolin. Squadre che rimangono sul 2-2, avrà adesso 2 minuti di superiorità la formazione di casa. Nel primo tempo non è riuscita a sfruttare l'opportunità, ancora Piroli scarica su Manuel Mir, numero 88. Vediamo se la premiata ditta 888 ci sfrutterà ancora qualcosa. Time out Bassano, da quello che vedo dalla mia postazione. Diciamo formazioni che hanno dato vita a un ottimo primo tempo, secondo tempo adesso i ritmi erano un pochino calati. Partita che naturalmente col calare anche della freschezza fisica si sta un po' innervosendo da bravo derby. 17 minuti ancora da giocare, squadre fesse sul 2-2, Valdagno però con 8 falli di squadra a carico, ne ha giusto la metà Bassano con 4, quindi la punizione di prima per il 10° fallo potrebbe essere un momento importante, vedremo in che circostanza si andrà a realizzare. Formazioni che rientrano in campo, Valdagno che può sfruttare la superiorità numerica. Amato, Cancela, Festa, i 3 bassanesi davanti a Pertegato. Un Davide Pertegato che finora ha dato prova di grande maturità, è titolare in una formazione che sicuramente ha ambizione di classifica. Ha uno scudetto sulla maglia di un paio d'anni fa, che è quello conquistato con l'Avenden in Francia. Una bella esperienza, una grande occasione di crescita per il Pertega.
il Pertechat in quel caso lì, il gatto francese. Valdagno che prova a sfruttare questo momento di superiorità. Brendolin con Mattia Cocco. Ancora Cocco, Brendolin, Centeno fa girare palla, la formazione di Mir può rientrare già in pista, ma mi pare un po' troppo presto. No, mi pare decisamente un po' troppo presto, ne erano sicuramente passati 2 minuti e adesso vediamo un po', perché questa è una... Vediamo come interpreteranno questa cosa. Naturalmente i segnapunti e i cronometristi non sono responsabili di questa situazione. Per Vischio al debutto adesso... No, però naturalmente questa situazione... Vediamo come la interpretano gli arbitri. Sapete che noi non... Ora c'è cartellino rosso a Paul Galbas che deve abbandonare anzitempo la partita. Certo che una bella gatta da pelare lì per Vischio al debutto. Naturalmente è una cosa che ribadiamo, colgo l'occasione anzi per ribadirlo proprio in questa circostanza. Non andiamo sicuramente a interpretare quello che è l'operato degli arbitri, perché il regolamento lo conoscono sicuramente meglio di noi. E anche sul discorso di responsabilità per il rientro anticipato in pista, adesso naturalmente trattandosi di una situazione particolare, ci sono Silecchia, Vischio e Davoli in conciliabolo. Derby che, come abbiamo detto, si è un po' scaldato adesso, situazione sempre di parità, 2-2 tra Valdagno e Bassano. Bassano che ha subito doppia espulsione. Adesso qui sulla parte time out, tempistiche o cosa è, non mi era ancora capitato di vedere un doppio rosso per un rientro anticipato. Allora riassumiamo, c'è Coi in panca puniti che deve scontare i suoi 2 minuti di penalità, ma la formazione bassanese adesso dovrà giocare. Adesso verrò smentito naturalmente dai fatti, se non ricordo male, 4 minuti in inferiorità numerica. C'è Festa a chiedere istruzioni a Silecchia. Vediamo un po', tutto pronto. Tonci de Oro contro Pertegato. Silecchia facendo che può partire, parte il Tonci, gliela para ancora Pertegato, grande intervento su
Tonci de Oro. Adesso vediamo un po' sulla ripartenza. Deve ovviamente giocarsela Cancela, guadagna il nono fallo, attenzione, c'è il nono fallo per la formazione valdagnese, quindi si accende la lampadina rossa sulla panchina di Diego Mir. Ancora Valdagno che può gestire la superiorità, ancora il tentativo di Brendolin, la risposta di Pertegato. Samuel Amato dall'altra parte. Nonostante questa situazione, era scivolato in area, credo proprio Mattia Cocco. Adesso stava creando una situazione scomoda davanti a Bruno Sgaria. Squadre che comunque sono ancora in perfetta parità per quello che riguarda le reti realizzate, 2-2. Un'altra gran risposta di Pertegato sul tiro di Cocco. C'è stato il tocco da parte dell'estremo difensore giallo-rosso, quindi conteggio dei 45 secondi che riparte. Ancora Valdagno a manovrare 4 contro 3. Vediamo un po', Brendolin prova ad accelerare, bisogna inventarsi qualcosa qui. Ci prova Brendolin, la botta col guantone a dire di no. È proprio sempre Pertegato. Attenzione, Amato ci mette una pezza qui. Paratona di Bruno Sgaria, amici. Mamma mia, che intervento fuori sulla pallina con la stecca. Gran parata qui del Bruno bianco-azzurro. Brendolin che può ripartire per vie centrali. Ci arriva Sergio Festa con le sue lunghe leve. Il materano, fisico più da giocatore di basket barra pallavolo. Ancora Festa adesso a riconquistare palla. Pallina per Amato, gli ruba palla proprio il Tonci. Brendolin la perde Brendolin, perché altro gliela ruba da par suo Cancela. Tonci de Oro che riparte. C'è anche una richiesta di time out per Valdagno, rientrano Piroli e Sigliero. E un po' Matti Sigliero scambia sempre con Tonci. Valdagno che cercando di fare già pallina. Qui Pertegato adesso tiro al bersaglio, tiro alla sagoma e si fa sempre trovare pronto l'ex valdagnese, cresciuto se non altro nel vivaio della formazione di casa. Qui Centeno, c'è 3 contro 2, Sigliero e ancora riesce a lanciarsi, ancora Pertegato si lancia su Sigliero. 40 secondi a giocare, 12:50. Attenzione Amato che riparte con Cancela, tutto solo. Qui attenzione, bisogna chiudere prima su queste incursioni giallo-rosse. Bassano che nonostante l'inferiorità numerica se la gioca tutta. Time out Valdagno. Time out Valdagno che è caricato di 9 falli, il prossimo sarà punizione di prima. Contro un Bassano che adesso può rimettere in pista Coi perché ha scontato la sua penalità, deve comunque continuare a giocare in inferiorità. (12:34) alla fine di questo primo tempo. Valdagno e Bassano che restano inchiodate sul 2-2.
Guadagno che sta usufruendo della superiorità numerica, ma con qualche difficoltà a trovare la via del gol. Tanto noi vediamo se riusciamo a recuperare qualche risultato dagli altri campi di A1. Torniamo in diretta. Tonci de Oro, pallina un po' alta, non trova la porta. Lodi 4, Correggio 2, Monza 3, Grosseto 4, Valdagno e Bassano, e questa qua siamo sul 2-2. Sandrigo 5, Braganza 2, Scandiano 1, Sarzana 5, Follonica e Montebello sono sull'1-1. Queste le situazioni al momento sugli altri campi della 1. Qui siamo sempre sul 2-2 con Andrés Centeno in possesso palla. E Bassano che continua a resistere in 4 contro 3. C'è il fallo di squadra. Vediamo un po'. Decimo fallo Valdagno. Quindi punizione di prima, Cancella contro Bruno Sgaria. Tutto pronto, attenzione qui. Altro gran bel duello. Lo spagnolo contro il ragazzo di Alba. Pablo Cancella gliela para lì, grande Bruno Sgaria. Anche in questa occasione non è da meno del suo collega Pertegato. Quindi pericolo sventato per la formazione di Diego Mir. Grande Sgaria lì davanti a Cancella. Ancora Piroli riconquista pallina sul ribattino. Piroli, Centeno, la botta non va. C'è il patino fischiato a Mattias Sillero. Era lì davanti a cercare fortuna, davanti a Pertegato. Attenzione Cancella. Ancora lui, sempre Pablo Cancella a gestire palla assieme a quest'altro ragazzone, a Marc Coy. Poi prova la botta, Coy lo ferma Centeno che poi accelera. Va via Valdagno, si accentra, ci prova almeno Tonci de Oro, ma deve dire sempre di no proprio Marc Coy a scaricare. Valdagno che sta gestendo con Sillero davanti a Pertegato. Cancella che riparte. Ancora Coy riesce a liberarsi. Tutto regolare, si lamenta ancora Coy adesso però. Ne mancano 10 alla fine, 10 e 20 da giocare. Valdagno sempre in superiorità. Tentativo, pallina che esce, ci prova Andrés Centeno. Esce il Tonci dentro Manuel Mir. Numero 88 della formazione di casa. C'è Cancella in avanti. Piroli può gestire per vie centrali. Ancora Centeno, impreciso l'appoggio su Mir. Ora Manuel può tentare la via laterale. Ancora Sillero, largo per Centeno. Guadagno che prova ad avvolgere i tre lì davanti che difendono molto bene. Poi va giù Mir, prova ad andare via Mattias, prova retroporta. Manuel Mir, la botta di Manuel senza paura, il classe 2003. Davide Piroli, ancora lui, attenzione, c'è l'errore, la rischiata grossa qui. Stava regalando palla a Cancella da solo.
Brandolin adesso dentro, vediamo un po' il Brando, bisogna prendersi un po' di responsabilità per il tiro qui. Piroli cerca la botta, Brandolin, pallina che colpisce in testa Samuel Amato di rimbalzo. Amato che resta in campo, poi lì va giù Mir, va giù Manuel Mir, Samuel Amato che riparte, retroporta, ancora Cancela, raddoppio sistematico sul portatore di palla naturalmente. Coi da sponda per Cancela, ancora Amato. Qui Coi che può andare a cercare la balaustra, lo ferma proprio Piroli, Manuel Mir. Cercato di saltare Cancela, vecchio volpone, qui non si fa sorprendere. 7,54 da giocare. Brandolin che chiama ancora il gioco. Palla che sibila lì, ma non trovano la Valdagno non trova la conclusione vincente. Ancora Piroli. Non trova lo specchio della porta Brandolin. Piroli, vediamo Coi, scarica su Amato, Cancela, con calma qui i giallorossi, intanto scorrono i minuti. Riparte la formazione valdagnese, ancora Piroli, Brandolin. Ci mette una pezza ancora per Tegato. 7 minuti alla fine, formazioni ancora inchiodate sul 2-2. Parato il tiro del 10° fallo da Bruno Sgaria. Scadono i secondi qui per andare alla conclusione. E finisce anche la superiorità numerica per Valdagno. Adesso Festa, Cancela, Amato e Coi. Valdagno con Mir, Coco, Brandolin e Piroli. Vediamo un po'. Ancora Valdagno a gestire. Mi prende qualche rischio Valdagno, impreciso il passaggio di Piroli, attenzione ai secondi. Subiamo un 5 secondi in zona d'attacco. Qui un po' regalata. Gran lavoro per il numero 28 qui, Davide Pertegato. Valdagno che non ha saputo sfruttare la superiorità numerica. Diciamo prima qualche time out che sono di 30, time out tattico naturalmente di 30 secondi. Di nuovo in pista, ad asciugare la pista Carlo Danzo. Intanto c'è già qualche finale. Tutto pronto, si può ripartire, torniamo in diretta con Bassano in possesso palla, sempre lui, Marcoi. Festa Coi, gol! Mamma mia, bellissima! Bella azione dentro, Festa per Marc Coi. Si fa trovare pronto lì, se lo perde un po' per strada qui la difesa valdagnese, gol di Coi.
Valdagno. 6-17 alla fine il gol di Mark Coy. Sull'assist, attenzione adesso Amato riparte, potenziale 3 contro 2. Ancora Amato, cerca la conclusione. Penso che avremo 6 minuti interessanti, 5:55 ora. Quindi Valdagno, dopo non aver sfruttato 4 minuti di superiorità, subisce anche la rete di Mark Coy. C'era un pericoloso assist anche lì, non ci arriva per un soffio proprio Samuel Amato. Brandolin ha provato la conclusione Andrea Brandolin. Coco Murato, ancora Mattia Coco, attenzione Coco, sarà punizione di prima, sì. Sull'errore in disimpegno non può fare altro Mattia Coco, il fischio di Silecchia, non ci sarà cartellino blu, ma punizione di prima ineccepibile. Sergio Festa contro Bruno Sgaria, 5:19 da giocare. Parte Festa, Sgaria lì la mette fuori Festa. Non trova la conclusione il Materano. Quindi Valdagno ancora sotto di una rete. C'è Manuel Mir che riparte retroporta. Fa ripartire Brandolin. Prova la conclusione Brandolin, pallina bassa. Riparte Cancela, c'è l'incrocio dall'altra parte per Festa. Preferisce fermarsi. Adesso ruoli totalmente invertiti, è Bassano che può gestire grazie al vantaggio con la rete di Mark Coy. Ancora Cancela che può fare un po' il bello e il cattivo tempo lì in area valdagnese. Ci deve mettere una pezza ancora Bruno Sgaria. Rientra Andrea Centeno, esce Manuel Mir. C'è il Tonci lungo la balaustra, si deve fermare, c'è Coy davanti. Qua l'uomo montagna. Attenzione Centeno, la botta è leggermente alta, anzi viene fischiata una palla a 2 da parte di Andrea Davoli. Angolo basso. E dunque Bassano passa in vantaggio con questa realizzazione, l'assist di Cancela per Coy, che non si fa pregare 2 volte sua conclusione. E Centeno ancora a cercare palla. Pallina che si impenna sul la riconquista proprio Mark Coy, l'autore della terza rete valdagnese. Mattia Coco. Non si avvede del passaggio. Cancela che riparte per vie centrali, scarica su Festa che non trattiene. Qui grandi contro piccoli, vince il piccoletto, proprio la può mettere lì Manuel Mir, ci prova proprio lui, non ha paura il giovane 2003. Minuti che scorrono e ogni minuto che scorre è vantaggio Bassano perché è avanti 3-2. Mark Coy, Samuel Amato, Pablo Cancela. Adesso Bassano che la gioca al limite dei 45 secondi, ha perfettamente ragione a farlo. Mancano 2,50 alla fine. Non è che può tenere palla, deve spingere un po' di più. Naturalmente Valdagno perché altrimenti Bassano tiene palla. Eccolo qua, Centeno riesce a rubarne una. Riparte Centeno, ancora Mattia Coco, si accentra Coco. La botta di Coco, lo ferma Coy. Ancora Bassano. Intanto minuti che scorrono, 2,25. Cancela
non trova il passaggio, non riesce a controllare questa pallina che rientra nelle stecche bianco-azzurre. C'è il Tonci d'Oro in azione, vediamo un po' il Tonci, perde pallina in retroporta, Samuel Amato con calma. Si sacrifica stile lottatore di sumo qui il Tonci. Sergio Festa, Mark Coy in accelerazione, palla dentro per Cancela. Viene fischiato il fallo a Bassano, quinto fallo. Manuel Mir, Mattia Cocco. 1:40 alla fine. E il gol! Mamma che gol! Gol incredibile! Manuel Mir si gira e lo mette nel 7, ma chi sei? Classe 2003 Under 17, spettacolo! Spettacolare qui, vale il biglietto sto gol. Applausi a scena aperta, 1:37 da giocare. Manuelone Mir. E quindi in gol tutti e due i giovanissimi. Attenzione Festa, perché non è finita, gente, qui le partite dei hockey non finiscono mai. Siamo sul 3-3 di questo bel derby che si sta riaccendendo anche nei secondi finali. Ci prova Coy, attenzione Mir, riparte Valdagno, c'è Tonci d'Oro. Tonci d'Oro non riesce la conclusione per Andrés Centeno. Time out Valdagno, ma ragazzi qui ne abbiamo visto una girata in area incredibile. Squadre ancora in perfetta parità, 1:06 da giocare. Vediamo come ai punti qui siamo abbastanza pari tra conclusioni sbagliate, paratone da entrambe le parti di due estremi difensori che hanno dato veramente tanto allo spettacolo. Sicuramente più impegnato Davide Pertegato, molto impegnato anche Bruno Sgari a tenere in piedi i suoi, soprattutto la parata su Cancela del 10° fallo. E andiamo in apnea per l'ultimo minuto e 06 da giocare di questo 78° derby. Poi è bello vederli lì abbracciati Cancela e Tonci d'Oro. Oh, tenetevi il barba qui che sennò è... Qualcuno tenga il barba a 74. Riparte Bassano, Mark Coy, uno dei protagonisti di questo derby. Ancora Pablo Cancela, c'è Manuel Mir su di lui a difendere il suo gol. Ultimo giro di lancette, vediamo un po'. Mark Coy, bomba di Coy. Bomba di Coy, la butta via Bruno Sgaria, c'è fallo però, che è andato al di là della riga blu. Vediamo un po'. Cos'è? Dovrebbe essere pallina Bassano, angolo basso, 41:07 da giocare. Qui meglio che nel basket, solo che non è la finale NBA. Non sono i Lakers e gli Utah Jazz, questa è Y Sport Hockey Club Valdagno, U-Broker Bassano Hockey 54. Ancora Samuel Amato, Sergio Festa. Mark Coy, prova a liberarsi Coy. C'è Manuel Mir su di lui. Poi va giù, la trattenuta di Coy, la batte subito, non riesce Mir a servire il Tonci. Attenzione Sergio Festa. Sergio Festa cerca la conclusione, Festa, palla ancora a Valdagno, ultimi secondi, finisce qua, termina qui il derby, termina il derby tra Hockey Club Valdagno e Y Sport e U-Broker Hockey Bassano 54, dunque s'erano una decina d'anni, l'ultima volta che Bassano ha vinto su questa pista è stato 10 anni fa. Valdagno che mantiene la sua imbattibilità per ora interna,
grazie a una prodezza di Manuel Mir che trova il pareggio a 1,37 dalla fine. Adesso speriamo di averlo magari ai nostri microfoni dopo, assieme a Diego Mir, che è seduto in panchina, panca puniti per l'allenatore del Valdagno. Quindi stasera abbiamo visto i gol sia per Matti Sigliero che per Manuel Mir, dunque la Green Power valdagnese contro invece l'esperienza dall'altra parte. Vi ricordiamo le reti: Tonci De Oro e Mattias Sigliero su posizione di prima per il 2-0, poi in finale il primo tempo Paul Galbas e Pablo Cancella per il 2-2. Nel secondo tempo 6-17 alla fine la segna Mark Coy e all'1,37 la mette nel 7, una giratona incredibile in area Manuel Mir. Che gol, ragazzi, direi un gran bel derby, finisce 3-3. È tutto per noi da Valdagno con le riprese di Roberto Bauce, la voce di Domenico Tomba. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta. Forza ragazzi!